Giorgio De Togni, una sfida giocata diciamo fino all'ultima palla, cosa poi è mancato a Castellana? Beh, credo che all'inizio del campionato sia normale vedere delle partite così, nel senso il livello non è molto alto e magari anche le cose facili non vengono proprio così bene. Secondo me Padova è stata più lucida nel fare le cose semplici bene e lì è stata poi la differenza in tutti e tre i set, perché sono stati tre set comunque sempre combattuti, tira e molla. Noi dobbiamo fare un bagno di umiltà e ricominciare da queste cose facili da migliorare. Castellana Grotte ha lottato, si diceva, con De Togni su ogni palla, però alla fine sono stati gli episodi che hanno fatto la differenza. Sì, ha detto bene il capitano, abbiamo lottato su ogni pallone, eravamo partiti molto bene, poi è stata una reazione di Padova, noi abbiamo peccato un po' di lucidità nel finale dei set. È peccato, c'è tanta amarezza perché il primo set eravamo sempre sopra, il secondo l'avevamo recuperato bene, avevamo avuto un set point e poi nel terzo stessa cosa, eravamo partiti sotto, recuperato e poi non abbiamo ancora la lucidità giusta. Cosa serve adesso, fra un po' inizierà il campionato, cosa serve anzitutto a Castellana per ripartire con il piede giusto, diciamo? Serve lavorare tantissimo in palestra, lavorare su queste azioni di fine set, su cambio palla, break point, tutto, bisogna lavorare perché noi siamo questi qua, siamo una squadra con tantissimo entusiasmo e quindi ci dobbiamo mettere sempre qualcosa in più.